Euroregione News. Despar raccolti 96.000 euro in Friuli Venezia Giulia per l'impegno sull'endometriosi. Il mondo ha bisogno delle donne, l'iniziativa di charity promossa da Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per il Triveneto e l'Emilia Romagna. Anche nel 2021 si è confermata un'occasione per lanciare un forte, inequivocabile e concreto segnale di solidarietà per sostenere progetti in favore delle donne e contro la violenza di genere. Complessivamente l'iniziativa promossa da Aspiag Service in tutti i negozi di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna ha raccolto 261.287.000 euro. In Friuli Venezia Giulia sono state oltre 247.000 le donazioni effettuate per un importo pari a 95.919 euro. L'associazione endometriosi del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto l'assegno in Piazza Unità Trieste in una cerimonia introdotta da Tiziana Pituelli, responsabile marketing dei Despar per il Friuli Venezia Giulia. Ancora una volta i nostri clienti ci hanno sorpresi e meravigliati. La raccolta fondi è andata benissimo, nonostante il momento difficile e delicato. Abbiamo raccolto oltre 95.000 euro e in 250.000 micro donazioni. 250.000 volte i nostri clienti hanno creduto nel nostro progetto e 250.000 volte i nostri colleghi nei punti vendita hanno promosso e raccontato il nostro progetto. Devo dire che ancora una volta i clienti si sono fidati di quello che Despar, del progetto che Despar vuole sostenere, e mai come questa volta siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto. Siamo contentissimi di questa raccolta fondi, è sicuramente la prima importante raccolta fondi che facciamo in questo territorio, chiaramente. È un territorio che sicuramente ci ha gratificato, un territorio che ci sta accompagnando verso la ricerca, che è uno dei nostri obiettivi che abbiamo sempre avuto da 20 anni a questa parte. Dovete essere orgogliosi di quello che state facendo e io vi dico grazie a nome del sindaco, a nome della città, perché avete fatto veramente un'iniziativa bellissima. Grazie di cuore da parte dell'Università di Udine alla Despar. La Despar già collabora con noi in diversi altri progetti, anche di natura didattica, come sul corso di laurea in Scienze e Cultura del Cibo. In questo caso l'Università di Udine, con le proprie competenze dal punto di vista statistico, epidemiologico e medico, cercherà di organizzare nel miglior modo possibile una serie di questionari mirati e tarati al pubblico femminile, in particolare alle giovani donne, per acquisire dati e informazioni che saranno poi letti, studiati appunto e messi a disposizione delle nostre strutture mediche, in particolare della clinica di ginecologia diretta dalla professoressa Driul. Questo ovviamente per cercare di migliorare e affinare in tutti i modi le terapie che possano aggredire questa patologia così diffusa nel mondo femminile e ancora così sconosciuta per certi versi. La Regione ringrazia non solo Despar, non solo l'associazione endometriosi che ci ha messo del suo in un'attività pluridecennale, ma ringrazio ovviamente gli oltre 250.000 donatori che dimostrano che questa regione sa rispondere ai bisogni del suo territorio. È un momento particolare per la sanità, stiamo affrontando un'epidemia, tutto quello che c'è dietro, ogni malattia, ogni problema sanitario rimangono e non vengono cancellati dall'epidemia e quindi dobbiamo affrontare anche quelli. Ecco, complimenti a tutti perché credetemi, un momento così difficile e delicato abbiamo realizzato tutto questo. Euroregione News.